La protesta o mobilitazione pacifica è arrivata anche a Vigonza. Non sono solo i forconi a manifestare, ma i liberi cittadini che hanno delle esigenze che non vengono ascoltate dal governo centrale. Qual è la sua esperienza? Assolutamente sì, io faccio parte di un mondo che è un po' particolare, quindi sono un agente immobiliare e succede che viviamo la quotidianità delle persone, non c'è nessuno che le ascolti, sono le persone che perdono lavoro e noi assistiamo straziati al fatto di dover vendere la casa prima che vada all'asta, di subire delle umiliazioni terribili, di vedere che non c'è nessuno che li ascolta. So che nella fattispecie il comune di Vigonza sta assistendo 20 famiglie che hanno perso casa. Allora non è facile vivere la quotidianità ed estraniarsi. Al di là del momento storico che stiamo vivendo noi come professionisti, ma rendersi conto che chi ha perso il lavoro e che fino a un anno fa, 2 anni fa era una persona normale, che viveva, che aveva dei sogni, delle aspettative, non solo deve svendere casa, ma deve svenderla prima che gli venga pignorata, prima che vada all'asta e subisca un'ulteriore umiliazione. È diventato straziante e difficile da sopportare, se parliamo di quello che vediamo noi dei cittadini.